Ad Agriolo si respira anche aria d'antico perché il passato non va mai dimenticato. È il caso ad esempio della lavorazione della canapa, filatura per tela, formazione delle corde. A portarlo in scena è la parrocchia di Campiano nella vicina Castel Bolognese. Claudio Giovannini, cosa insegnate e fate capire alle persone che vengono qua? Facciamo vedere, rivivere i tempi di una volta quando si coltivava la canapa e tutta la lavorazione per arrivare che segue la lavorazione della canapa per arrivare fino alla formazione della corda. E non era semplice perché poi gli strumenti sono tanti. Sono varie fasi, diciamo, dal macero che va tenuta a bagno, poi asciugata, rotta con e poi va lavorata dal pettine, che sono 3 fasi, la fase più grossa che viene lavorata per le corde, la più sottile che la usano per, diciamo, idraulici, la canapa, e ancora più fini 3 pettini più piccolo che viene per fare lo spago, per fare diverse cose. Che poi È la signora che sta lavorando. Che sta lavorando. Poi dallo spago, sempre più grosso, si fa la corda. Si arriva alla corda con la lavorazione sembra semplice ma è complicata. Sono tanti passaggi. E ci sono giovani che riescano a prendere in mano quest'arte? Sì. Non è che le ho dato dell'anziano. No, per carità. Io seguo le orme di mio padre che era un pettinatore di vecchia data, da giovane ha sempre iniziato a pettinare la canapa, purtroppo adesso c'era lui con noi, è venuto a mancare e adesso seguo io il meglio che posso. Porto avanti questa tradizione con gli amici e vediamo che ci sono qualche giovane che ci sta venendo dietro. Ecco. Questo è molto bello, quindi mille auguri. Grazie mille, grazie a voi. E la zootecnia, lo sappiamo, è uno dei punti cardine di Agriolo, ovviamente lo è anche in questa edizione e questa è la parte, lo spazio riservato agli animali. I grandi bovini, la razza romagnola sono un poco la bandiera, però abbiamo tutto, abbiamo i cavalli, abbiamo i pony, abbiamo gli animali da cortile, poi le uova, la schiusa delle uova che per i bimbi è sicuramente una delle più grandi attrazioni, ma pensiamo al comparto zootecnico che ha un valore non solo tradizionale, non solo per il mantenimento del territorio, ma anche proprio per la bilancia commerciale. Qui con me Carlo Felappi, che è tecnico commerciale di Bovinitaly. Qui abbiamo delle romagnole, non solo delle romagnole, anche altri animali, e marchio IGP per il vitellone bianco dell'Appennino centrale. Gli ultimi dati ci dicono che tutto sommato, nonostante le difficoltà, è un momento tutto sommato positivo. Poi bisognerebbe distinguere tra le diverse razze. Però al di là di questo, di quelli che sono i dati dell'esposizione che noi abbiamo qui ad Agriolo, c'è un appuntamento fisso che è quello dell'asta dei vitelli da ristallo ed è importantissimo per un allevatore. Sì, siamo qua ad Agriolo perché ieri c'è stato un evento importantissimo che è stata l'asta del vitello da ristallo romagnolo, un'asta voluta tantissimo sia dalle famiglie, dalla gente del territorio che anche insomma da tutti gli allevatori delle nostre zone. Ma qui chi arriva? Arrivano allevatori che hanno la linea vacca vitello in azienda, altri che vogliono acquistare il vitello per poi ingrassarlo. Spiegaci un pochino come funziona il meccanismo. Il meccanismo funziona che in poche parole sì, ci sono sia allevatori che svolgono, diciamo, il lavoro come ingrassatori all'interno delle proprie aziende, quindi comprano i vitelli da ristallo e poi li portano ad ingrassare. C'è chi invece ha la linea, sì, è vacca vitello, che ovviamente il vitello poi arrivato ad una certa età viene comunque venduto per poi essere portato giustamente all'ingrasso. L'asta è andata benissimo, i vitelli erano all'incirca una quarantina, sono stati tutti venduti
c'è stata una grandissima affluenza e ogni anno diciamo che questo momento va ad aumentare, ecco, mostra sempre più interesse su tutto il territorio e c'è sempre una maggior richiesta di questo tipo di bovino, perché è un bovino che viene controllato in tutto, diciamo, il suo percorso sotto un aspetto alimentare, quindi ci sono serissimi controlli per quanto riguarda lo sviluppo dell'animale e quindi la produzione poi della carne. Certo, quindi una filiera controllata, del resto il marchio IGP, tra l'altro il primo marchio IGP per una carne in Italia, quindi voglio dire, un valore nel valore. Il fatto che l'asta sia andata bene vuol dire che comunque c'è anche positività negli allevatori. Sì, nonostante ci siano comunque stati periodi un attimo di fermo, diciamo, c'è una grande positività, una voglia di crescere, di continuare, i giovani cercano di buttarsi in questa nuova impresa, a volte lasciata dai loro familiari, magari con molte indecisioni, però quando credi nel proprio lavoro e vedi i sacrifici del nonno, della mamma, insomma, ci credi e lo porti avanti insomma, e dobbiamo un po' tutti credere, ecco, in questo momento, in queste fasi di evoluzione. Benissimo, io ti ringrazio e buon Agriolo. Un'agricoltura collinare, un'agricoltura sempre più specializzata in questi territori. Allora Claudio Vigna con i suoi trattori ci porta una bellissima realtà e tra l'altro la porta tutti gli anni ormai qui ad Agriolo. Sì, ormai siamo costruttori di questa fiera che abbiamo piacere, l'abbiamo ampliata, abbiamo assecondato sempre i nostri clienti, quindi stiamo avendo un buon incremento anche a livello lavorativo, quindi cerchiamo di soddisfarli al 100%. Siamo qua e siamo contenti di essere con loro e oggi con anche il 140° anno di Landini quest'anno ci porta ancora a essere più performanti con tutti i nostri clienti e tutto il nostro staff che lo accompagniamo in tutte tra riparazioni e vendite macchine agricole di ogni genere. Ecco, qual è l'emozione di vedere sbuffare questi testa calda, questi Landini che tra l'altro hanno fatto la storia dell'agricoltura italiana? Sì, è sempre emozionante perché abbiamo visto passare da un'epoca veramente difficile per lavorare con un'epoca di comfort quasi a livello automobilistico e ti dico adesso siamo veramente performanti e siamo veramente contenti che chi possa lavorare in queste macchine possa agevolare di queste soluzioni che ci sono adesso in questo momento e ci fa piacere che i clienti siano tutti molto contenti del prodotto. Ecco. Ed è qui che è cominciato tutto, con questi pezzi d'epoca, veramente la storia della Landini che, come ha giustamente ricordato Gabriella, celebra quest'anno i 140 anni di storia. Landini che è iniziata come azienda, è nata come azienda nel 1884, però non faceva trattori, almeno per i primi anni, bisogna arrivare al 1910. Questa è la storia e qui davvero c'è una bella pagina che ci racconta Agriolo, Franco Visani della Fatagri, ne avete una bella fila e tra l'altro li vedremo anche mettere in moto. 17 modelli, 17 dai primi fino agli ultimi, non li abbiamo tutti proprio, però una buona parte li abbiamo qui. Ecco, quindi dai testa calda man mano che poi è cresciuta la meccanizzazione, la tecnologia. Questa è solo testa calda, poi dopo la Landini è andata avanti, si è aggiornata. E poi abbiamo visto gli ultimi, voglio dire, lì è la tecnologia, ma questa è un'altra pagina di storia. Però è un bel racconto quello che si fa, perché qua è nata davvero la storia della meccanizzazione agricola. Sì, qui è nata la storia, questi sono stati i trattori che hanno cavato la fatica addosso ai contadini, diciamo. Purtroppo è storia, però sono cose belle che le portiamo qua in fiera
e ci divertiamo. È una bella passione anche per voi. Certo. Ma questo in particolare, comincia qua la storia? È il più vecchio, è il più antico? Più antico, sì. Poi arriviamo all'ultimo che è il 35/8 che è infine in fondo alla fila. Quindi andiamo praticamente dal 1910 al 1960. Esatto. Allora, a questo punto io direi che è il momento di salutarci da qui, da Agriolo, e ci salutiamo però proprio sulle immagini, con le immagini di questa sfilata di trattori d'epoca, di Landini, che è sempre un momento molto amato e molto atteso di questa manifestazione. Quindi con il rumore dei Landini e il suono della banda noi vi salutiamo. In sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti, siti web, i canali social per poter vedere e rivedere la nostra trasmissione. Grazie per averci seguito e ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con